Io ho presentato il finger food, ho fatto un ovetto di quaglia con la bottarga e gli asparagi, un asparago con un gambero, del sale maldon e una salsa al wasabi. Ho servito una piccola crema catalana d'asparagi e parmigiano reggiano, del tonno crudo con asparagi e dell'olio di nocciola. Questa sera abbiamo preparato un antipasto, l'apertura della cena. Questo è un piatto proprio nato da noi in taverna, fatto da cose friulane, 3 tipi di formaggi tra cui 2 montasio e un formaggio d'alpeggio. Creiamo una crema semplicissima, poi cuciniamo a parte a vapore gli asparagi bianchi e verdi, vengono messi dentro e poi il tocco finale è un po' di tartufo che può essere anche il nostro tartufo di Muzzana, buonissimo. Stasera abbiamo fatto un classico, abbiamo fatto un risotto con gli asparagi bianchi e verdi di gradiscutta e alla fine, al momento della mantecatura, la particolarità l'abbiamo mantecato oltre che al burro e formaggio con dell'anetto fresco. Noi abbiamo preparato una suppetta di asparagi. La suppetta è un piatto tradizionale della nostra casa che è fatta di solito con lo spezzatino di gallina. Noi l'abbiamo cambiata, abbiamo messo gli asparagi, poi abbiamo messo delle crepe, noi le chiamiamo palacinche, che di solito si mangiano con la marmellata, ma noi le abbiamo messe salate e sopra gli asparagi gratinati. Noi abbiamo preparato un vitello marinato nell'arancia con punte d'asparagi bianchi e verdi. È una ricetta che è nata da un viaggio che ha fatto il nostro chef Giorgio Fornasiere in Sicilia e ha voluto abbinare gli asparagi con gli agrumi. E così ha pensato di marinare il vitello nell'arancia per 10 giorni. E poi abbinare insieme le punte d'asparagi bianchi e verdi, sempre in un olio con l'arancia. Questa sera chiuderemo con il dessert, si chiama terra d'asparagi perché abbiamo voluto proprio rappresentare la nostra terra nel piatto, quindi è un piatto simbolico dove è rappresentata la terra, i sassi, ci sono anche gli asparagi veri che è un abbinamento un po' difficile insieme alla cioccolata, però il colpo d'occhio e anche il gusto ritengo che sia molto interessante. E dopo Graz in Austria, eccoci arrivati in un'altra bellissima città, Budapest, la capitale dell'Ungheria. Anche qui Asparagus cercherà di portare la cultura enogastronomica del Friuli, presentando una serie di piatti creati a base di asparagi e una serie di vini sicuramente di altissimo livello. Ma andiamo a sentire il vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia. Vicepresidente Ciriani, il Friuli è di nuovo in giro per l'Europa per cercare di promuovere proprio le sue peculiarità che sono legate all'enogastronomia ma anche a una grande terra di turismo. Assolutamente sì, siamo oggi qui a Budapest grazie al Ducato dei Vini Friulani per Asparagus, che è una delle manifestazioni classiche e tradizionali storiche del Friuli Venezia Giulia. Si parla di asparago naturalmente, ma non solo, si parla di grandi vini bianchi della nostra regione. È anche l'occasione per fare pace con l'Ungheria. Per il Tokaji ormai il passato è alle nostre spalle, c'è un nuovo vino che si chiama Friulano, è un modo per dire che quello che è alle nostre spalle ormai non ci riguarda più, dobbiamo guardare avanti. L'Ungheria è a 1 ora di aereo, 4 ore di auto dalle nostre spiagge, dalle nostre montagne, è una grande opportunità turistica, la vogliamo sfruttare appieno. Proprio in virtù anche di questa proposta che lei ha fatto dall'Ungheria, mi sembra che ci sia in progetto una nuova cosa entusiasmante, che sia un treno che partirà dalla Germania, un'idea presumo del presidente Tondo, sua e anche di tutta la giunta, diciamo di tutta la componente del governo del Friuli, per portare i turisti dalla Germania in maniera piacevole direttamente in Friuli. Ma scopriamo come, vicepresidente? È un accordo che abbiamo strappato dopo una lunga trattativa alle ferrovie tedesche. Si tratta di far arrivare 4 treni alla settimana su Trieste partendo dalle città più importanti della Germania. I turisti tedeschi potranno salire con la loro auto sul treno, viaggiare di notte, di giorno, tutto il tragitto fino a Trieste con la loro auto, poi scendere, riprendersi l'auto e girare per la nostra regione. Questo treno dedicato però avrà una carrozza, un vagone interamente allestito al Friuli Venezia Giulia con i nostri vini,
con i nostri piatti tipici, un modo insomma per far trascorrere piacevolmente il viaggio, ma anche per dare un antipasto di quello che poi sarà la scoperta della nostra regione. Credo che sia un veicolo interessante, sicuramente innovativo per attrarre turisti, per farli trascorrere una vacanza piacevole nella nostra regione. Anche perché questa formula è già stata utilizzata dalle ferrovie tedesche per altre destinazioni turistiche di grande prestigio, mancava il Friuli Venezia Giulia, da quest'anno non manca più. Insomma, il Friuli riesce a stupire di nuovo e anche in virtù di questo ho visto che questa delegazione proprio tra l'asparagus e i vini bianchi ha destato parecchio entusiasmo. Noi andremo anche a trovare l'ambasciatore italiano che ci vuole accogliere proprio per rinnovare proprio questa, diciamo, simpatia per Friuli Venezia Giulia. Sì, proprio l'ambasciatore è stato molto cortese, ha subito accolto il nostro invito. La delegazione è ai massimi livelli proprio per dimostrare e sottolineare la serietà di questo impegno, di questa iniziativa. Abbiamo bisogno anche della presenza dell'ambasciatore, delle cariche istituzionali per dare la sensazione, anzi la certezza ai nostri interlocutori, che sono coloro che fanno opinione qui a Budapest, che sono i giornalisti, che sono gli esperti di gastronomia, che la regione non si muove da sola, si muove in un contesto istituzionale di altissimo livello. Il Presidente Tondo non può esserci, ma è come se ci fosse. Diciamo che tutta la regione veramente, coinvolgendo le massime istituzioni anche governative, è presente qui a Budapest per farsi conoscere, per farsi apprezzare, per coinvolgere sempre più turisti dall'Ungheria, ma anche dalla vicina Austria, dal mondo austro-ungarico, diciamo così, per usare un'espressione antica, verso le nostre spiagge, verso le nostre montagne. Siamo con Sua Eccellenza l'ambasciatore d'Italia che gentilmente ci ha accolto qui proprio a Budapest, il dottor Campagnola. Io lo ringrazio perché in questo, diciamo, momento che ci ha dedicato ha parlato in maniera entusiasta proprio del fatto che gli italiani comunque, nonostante il periodo un po' difficile, riescono comunque a proporsi anche all'estero. Questo è proprio vero. La realtà ungherese lo prova, nel senso che qui abbiamo 2.000-2.500 gruppi italiani o italo-ungheresi presenti nel paese. Solo l'interscambio raggiunge un valore di 8 miliardi di euro. L'Ungheria ha capito che è soltanto attraverso il partenariato può riprendere quelle posizioni che ha potuto godere per così tanto tempo. Ci sono alcuni brand italiani che riescono a trasmettere ancora di più quello che è l'italianità all'estero, per esempio quello che è il settore agroalimentare che si può proprio sentire anche qui in Ungheria. È sicuramente un fiore all'occhiello della nostra presenza. Basta viaggiare nelle strade di Budapest che lei vedrà supermercati, ristoranti, enoteche estremamente belle, tra parentesi, e di qualità. Parlare italiano, perché questa è la cosa, ma se così non fosse sarebbe grave. E vede, l'industria agroalimentare, per la sua simpatia, per la sua qualità, per il suo spessore, offre poi l'opportunità anche a altre industrie di essere presente nel paese, grazie ai nostri vini, grazie ai nostri prodotti, grazie ai nostri ristoranti, grazie alla simpatia che l'Italia è riuscita a trasmettere in questi paesi. Oggi la collaborazione, per nostra fortuna, tocca settori certamente molto più complessi, la ricerca, la tecnologia, le nanotecnologie. Ecco che un mix di impresa, cultura e enogastronomia consente di avere una bella rappresentatività in un paese così vicino e così importante come l'Ungheria.